Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Bravo Merli Sala a farsi trovare pronto a deviare in angolo dalla destra, Pedrocchi sul punto di battuta, bandierina di destra, la palla sul primo palo, c'è la rete di Gentile in anticipo, pessima posizione della retroguardia blu celeste. Mi è sembrato di vedere Gentile andare a segno, che ha portato alla rete del Pontisolo. Adesso batte Cavalli dalla destra, la palla dentro, la deviazione sul primo palo consente la ripartenza di Pedrocchi che allarga su Recino, attaccato da Merrisala. Recino entra in area, Merrisala su di lui, Recino cerca il fondo, il cross dentro, c'è l'intervento di Rea in 16 minuti e 30, 1-0 Pontisola, parte Gabriele, la palla dentro, rimbalza e c'è la rete del Lecco, c'è la rete di Angelo Rea sulla linea di porta, non è riuscito Pennesi a tirarla fuori dal sacco. Rea, la deviazione dopo un primo tentativo, Rea sulla linea di porta col petto pareggia al 16esimo. Adesso è il Pontisola che arretra, Rea, tocco ottimo all'apertura verso Mureno, poi la palla dentro, Bertani è superato dalla sfera e poi la conclusione addosso a Pennesi, la palla ancora a lato, oltrepassa tutto lo specchio della porta. Cosa ha sbagliato Bertani? Ha sparato addosso Pennesi quasi all'interno dell'area piccola. Rea, Ferreira Pinto alle sue spalle, la palla per Recino, esce Nava che non arriva sul pallone e c'è la rete di Recino. Recino, Cavalli, la battuta fuori area, arriva pessimo Mureno, il tocco verso Bertani dentro l'area, il tocco al centro, Pignotti, la paratissima ancora di Pennesi, miracolo, secondo miracolo di Pennesi che tiene il Pontisola avanti. Posizione di ala del primo tempo, tanto Pignotti anticipato sul pallone, Perego prova ad andare per vie centrali, affrontato da Merrisala, la palla larga verso Ferreira Pinto che entra in area, Ferreira Pinto e la palla in rete. 8 minuti e 40, Cavalli, la palla dentro, sul secondo palo c'è Mureno, la conclusione ribattuta da Mosca e poi Ghidinelli, una palla alta, altissima, che Lecco riesca invece ad alzare i ritmi e riportarsi avanti. Adesso attenzione, Ferreira Pinto che si propone sulla destra, il tocco, il cross, Merrisala in qualche maniera, la conclusione messa fuori. 25 minuti sul cronometro, 3-1 Pontisola. Mureno, la battuta dentro, Merrisala non arriva, Carrieri allontana, ma c'è ancora il Lecco sulla sinistra con Mureno, il tocco verso Merrisala, Merrisala ancora per Mureno, Mureno pensa al cross, poi cerca il fondo, palla bassa dentro e Pennesi, terzo miracolo della giornata, altra rete salvata da Pennesi, questa volta la conclusione sul primo palo, ci mette le mani, mentre il rilancio di Pennesi è agganciato da Meyerg che prova a liberarsi sulla destra. Meyerg salta due uomini, entra in area ed è atterrato, c'è rigore. Il rigore, grande azione di Meyerg, ha saltato tre uomini, il quarto lo ha steso. Adesso c'è Bertani contro Pennesi, la rete del Lecco. Bertani, vediamo adesso se ci sarà il tempo di provare a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Adesso Cavalli aggancia la sfera, attenzione però, Ferreira Pinto in agguato, limite dell'area, Ferreira Pinto e Nava mette i guantoni. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.